secondo me, e giustamente la dottrina più attenta prevede che l'arresto della cavallo, come dire, sarà sicuramente prima o poi sottoposto ad ulteriori riflessioni, diciamo così. Questa è una previsione dottrinale a cui mi associo. E però financo la sentenza Cavallo ha delle parti assolutamente condivisibili e che sono utili quantomeno nel evidenziare l'infondatezza delle eccezioni svolte dall'avvocato Capozzo. Faccio riferimento alla lettura, peraltro, come dire, presente e maggioritaria anche prima dell'arresto delle sezioni unite, alla lettura sostanzialistica e non formale del concetto di medesimo procedimento. Dico questo perché mi corre l'obbligo, sollecitato dalle considerazioni dell'avvocato Capozzoli, di fare, diciamo, un resumé sulla genesi e sulla evoluzione dei procedimenti formalmente distinti ma sostanzialmente unitari che hanno occasionato l'esercizio dell'azione penale sia nei confronti del cosiddetto clan Spada, procedimento che, come è noto, si è concluso in primo e in secondo grado, sia nella parte che andò a giudizio abbreviato, sia nella parte celebrata in Corte d'Assise e in Corte d'Assise di Appello. Attendiamo speranzosi la Cassazione e per giungere a una parola definitiva su quel contesto associativo di tipo mafioso. Dico subito che gli altri procedimenti formali separati, e cioè il procedimento che ha riguardato il dottor Franco con contestazione, credo di avere già depositato la sentenza, ma se no la deposito, il procedimento che vedeva come contestazioni al dottor Franco di falsi, peculato d'uso e truffa ai danni dello Stato, quel procedimento si è concluso in primo grado con una sentenza di condanna, fu scelto il rito abbreviato, con una sentenza di condanna a 4 anni di reclusione, ritenuto più grave il reato di falso. Ho verificato, la sentenza è del 2017, ma l'appello ancora pende, quindi non ho, diciamo, risultati ulteriori. E poi c'è il procedimento che ci vede qui oggi tutti impegnati, che ha a che fare, appunto, tra l'altro, con gli imputati Carfagna e l'imputato Franco. Non parlo, diciamo, degli altri imputati, ma arriveremo poi a definire, diciamo così, anche le altre posizioni, in particolare la posizione dell'avvocato difensore di fiducia del dirigente. Dicevo, è necessario fare, per sostenere fondatamente la unitarietà sostanziale di questi procedimenti, devo per forza spendere 2 parole sulla genesi, che poi si riverbera ovviamente anche negli atti formali, ma che ovviamente va fatta una lettura olistica di tutto l'accadimento procedimentale, altrimenti non si comprende. Non è da poco tempo che, diciamo così, era arata l'attività criminosa degli Spada sul territorio lidense.
con singoli procedimenti che hanno avuto alcuni anche già con sentenza passata in giudicato, che sono stati poi utilizzati anche come elementi nell'ambito della ricostruzione della natura mafiosa dell'associazione. Nell'ambito di quel procedimento emerge la figura di Carfagna. Chi è Carfagna? Carfagna, lo sappiamo tutti, è un imprenditore che esercita la sua intrapresa sul territorio, prevalentemente, non solo, ma prevalentemente sul territorio lidense. Imprenditore, diciamo così, un esercizio di attività commerciale, chiamiamola così, anche ad alto rischio, perché stiamo parlando delle sale gioco e quindi di un certo tipo di attività che è sempre nel cuore delle associazioni criminose. Tant'è vero che Carfagna, a seguito degli approfondimenti investigativi rispetto a poteva essere, come dire, un imprenditore vittima, poteva essere un imprenditore in quella zona grigia intermedia, cioè l'imprenditore colluso che non sta dentro ma non sta fuori, insomma ce n'è tanto di esempi diciamo anche giudiziari. Quest'ufficio si determina a ravvisare, quantomeno nella fase iniziale, di sufficienti indizi, perché quello è lo statuto probatorio preveduto dai reati quali quelli del 416 bis, a valutare la sua intraneità di Carfagna nel contesto criminale degli Spada. Questa impostazione trova il suggello in primis di un'ordinanza di custodia cautelare confermata dal Tribunale del riesame, poi in una sentenza di primo grado che acclara l'intraneità del Carfagna, poi in una diversa sentenza di secondo grado che invece esclude il Carfagna come intraneo all'associazione, pur mantenendolo, riconoscendolo responsabile degli altri reati fine, peraltro aggravati dal metodo mafioso, e parlo sostanzialmente delle intestazioni fittizie, perché si è arrivati a sostenere, e questo diciamo lo sostengono le sentenze, che diciamo nelle attività economiche del Carfagna ci fosse, diciamo così, una accertata cointeressenza della famiglia Spada. Questo è il quadro iniziale. Quindi nel quadro iniziale, e quelle sono, come dire, le tappe successive, poi vedremo la Cassazione che farà, vedremo se la Procura Generale impugnerà. Questo diciamo ci interessa, perché ovviamente a noi interessa la prospettazione diciamo ex ante, poi gli accadimenti processuali avranno il loro sfogo. In questo ambito emerge nel corso delle indagini, attenzione, perché c'è un legame, come dire, che è particolarmente significativo, perché ovviamente nell'ambito noi arriviamo a sostenere l'intraneità di Carfagna nel contesto associativo, perché altre intercettazioni degli Spada o la presenza, diciamo così, di alcuni familiari appartenenti al contesto criminale all'interno delle sale gioco faceva sì che, come dire, ci fossero gli elementi per sostenere che c'era una società di fatto, come peraltro è stato accertato con sentenze, seppure non ancora passate in giudicato. Quindi diciamo stiamo nell'ambito di questo procedimento. Emerge in questo contesto una serie di relazioni, diciamo così, inizialmente opache, equivoche, perché poi, come diciamo nella evoluzione procedimentale le cose si comprendono piano piano, una serie di relazioni opache e equivoche
da parte di chi era la massima espressione sul territorio dell'autorità di polizia. Stiamo parlando del dirigente del commissariato di Ostia, ripeto, che è più grande di una questura, di gran parte delle questure italiane. Stiamo parlando di un territorio che cuba quasi 300.000 abitanti. Se Ostia fosse comune autonomo sarebbe il 19° comune in Italia per estensione. Ostia intendo 10° municipio, insomma, cioè non solo Ostia, tutto il territorio intorno. Quindi fatto di non poco momento, e soprattutto viene ad emersione una relazione che è più che equivoca, perché da un lato c'è una insana frequentazione da parte del dirigente della Polizia di Stato di sale gioco che noi sappiamo essere cogestite dagli Spada, e già questo crea un qualche allarme. Dall'altro emergono rapporti di natura sostanzialmente economica, ed è la contestazione della corruzione, e cioè della circostanza che Carfagna, per imbonirsi il dirigente da cui riceve, e questo è il tema, uno dei temi oggetto del presente procedimento, aiuti ed informazioni, che cosa fa? Mette a disposizione una abitazione nel quale il Franco si trattiene con la sua, amante dell'epoca, perché di questo si tratta. Questo è il quadro che porta doverosamente, ad approfondire, ma c'è un'esigenza ovviamente di gestione della tempistica dei procedimenti e un'esigenza di discovery. Ecco perché correttamente la Cassazione dice: guardate che non è lo stralcio o la formazione del separato procedimento che di per sé colora per autonomia o dipendenza la relazione tra i fatti. Dobbiamo andare a guardare i fatti nella loro materialità e nella loro, sostanza, financo a prescindere dalle contestazioni formali. Perché dico questo? Perché non si deve fare un errore prospettico, non lo fa nessuno, ma io qui uso un artifizio retorico. Non è che c'è la connessione di cui all'articolo 12 solo allorquando il pubblico ministero contesta il 61 numero 2. Ovviamente la contestazione può non esserci per vari motivi, ivi compreso perché quel 61 numero 2 non può essere ancora appalesato e quindi, non può essere manco provato, quindi non può essere contestato, ma bisogna andare a vedere, la natura sostanziale della relazione tra i fatti, così come, possono essere sussunti nelle fattispecie e qualificati. Dicevo quindi, l'esigenza di non trattare unitariamente, per ovvi motivi, perché il procedimento Spada andava verso un canale, complesso nella redazione delle misure cautelari, senza dubbio, come è stato, ma un canale autonomo rispetto, alle presunte nefandezze di un appartenente alle forze dell'ordine, la scelta di separazione è stata una scelta che, io reputo opportuna e legittima, ma che non inficia la relazione tra i procedimenti. Tra l'altro emerge un'ulteriore esigenza, perché la figura di Carfagna e la relazione improvvida e impropria tra Carfagna e Franco era
sottoposta a scrutinio, diciamo, in tempo reale, quindi perché bisognava cercare di capire come si è capito la natura dei rapporti di tipo economico. Nel frattempo però vi era un'esigenza istituzionale, Noi non potevamo, diciamo, per ovvi motivi, stante la complessità e la intraneità di Carfagna nel contesto criminale associativo, non potevamo, come dire, anticipare una discovery, anche parziale degli atti, appena, diciamo così, di inficiare un lavoro, credetemi, estremamente complesso, ma d'altronde non potevamo, tra virgolette, permetterci il lusso di continuare ad avere, lo dico chiaramente, Franco dirigente del commissariato di Ostia, che intratteneva rapporti con soggetti che noi reputavamo intranei agli spati. Un'esigenza istituzionale di primissimo livello. E allora, che cosa succede? Succede che noi ci rendiamo conto, nell'ambito delle indagini, ripeto, che focalizzate su Franco, che, diciamolo così, Franco utilizzava indebitamente, diciamo così, materiale dell'amministrazione e in particolare utilizzava, diciamo così, per accedere alla abitazione graziosamente messa a disposizione di Carfagna per i suoi scopi e per le sue esigenze, auto di servizio, falsificando come dire, gli attestati di presenza in ufficio e quant'altro. Quindi diciamo che, emersa questa attività, si decide, io decido unitariamente, visto che quello era un tipo di attività che poteva essere chiusa sostanzialmente senza fare ricorso allo show off, al deposito di attività di intercettazioni, ma semplicemente con un'attività sostanzialmente di pedinamento e osservazione e di analisi dei dati, si decise per la gemmazione di questo procedimento che, come vi ho detto, poi è andato a sentenza in primo grado e, diciamo, pende l'appello. Attenzione, perché per chiudere la ricostruzione olistica, è chiaro che le attività di immutazione del vero, cioè le attività, che poi dirò nello specifico perché, le attività difensive macchiate dalla falsità, servono ovviamente per allontanare da sé, per dare una giustificazione alla disponibilità dell'appartamento, e quindi sono, come dire, sono quelle falsità, cioè dire che l'appartamento serviva per andare a fare le foto dal terrazzo, diciamo una cosa veramente fantasiosa, però pure è stato detto, ma poi ne parleremo a tempo debito. Quelle attività servivano per giustificare ed allontanare da sé una utilizzazione che invece era nel cuore del patto corruttivo. Quindi financo quelle attività di falsificazione sono connesse eziologicamente, ovviamente nella finalizzazione di occultamento, con i reati di cui al precedente procedimento. E questo lo dico per una completezza totale, ma perché poi in realtà, diciamo, sono infondate le eccezioni per molteplici profili. Quindi la prima osservazione è, diciamo così, ed è esiziale per almeno una parte delle argomentazioni
delle difese e che noi siamo in presenza di un procedimento che naturalisticamente ha una sua costruzione unitaria e quindi, grazie alle sagge parole della Cavallo, deve essere intesa come un unico procedimento e che per motivi di scelta processuale, che ho avuto modo anche di esplicitare le ragioni, è stata sezionata, diciamo così, in varie parti, ma che non fa venir meno il legame ontologico tra i fatti, tra i diversi fatti che vivono nei diversi procedimenti. Detto ciò, quindi, non ha pregio alcuno, come dice l'avvocato Capozzoli, fino a una certa data buttiamo tutto, poi quando cambiate il numero di RG quello lo possiamo tenere, perché, ripeto, diciamo così, nel cuore della captazione viene coperta da un provvedimento che contempla, diciamo così, l'intraneità di Carfagna e la natura equivoca da esplicitarsi, ed è stata esplicitata, dei rapporti con il Franco. Così come, diciamo così, questa argomentazione copre quella parte dell'eccezione dell'avvocato Cagliazza per quanto attiene, diciamo, nella fase perché stiamo parlando, diciamo così, di reati che hanno una sostanziale connessione con i fatti di questo procedimento, anche se sono indagini difensive, come dire, formalizzate nel diverso procedimento, ma sono formalizzate in quel diverso procedimento perché bisognava occultare, come dire, risolvere diciamo, l'esito un tentativo inidoneo, l'esito di quella contestazione, e occultare la reale natura economica e la reale motivazione, come dire, fondante il titolo di detenzione dell'immobile, e quindi, diciamo così, la giustificazione del perché si era andati in LIP e del perché si era utilizzati la vettura. È un frammento ovviamente di una giustificazione più ampia, ma che lega indissolubilmente in una rete, come dire, non difficilmente districabile, sì, tutte le imputazioni che sono state sollevate nei diversi procedimenti e che ovviamente riguardano i soggetti per cui è procedimento. E questo, diciamo, è il primo argomento. E adesso arrivo con viva soddisfazione alle eccezioni sollevate dall'avvocato Cagliazza. Saluto il ritorno dell'avvocato Cagliazza tradizionale, diciamo così, sia nell'esplicitazione del suo mandato difensivo, sia nelle dichiarazioni che rende nell'ambito ovviamente della sua importante carica, perché non posso fare a meno di notare che abbia avuto uno sbandamento, diciamo così, in un unico procedimento, ma me ne farò ragione, d'altronde, come dire, non capita di avere dei momenti di offuscamento. Devo dire che mi piace, poi citerò diffusamente la sentenza Floris, perché che non ha nulla a che fare con, come dire, dibattiti televisivi, ma è le sezioni unite dichiarate, perché devo dire che anche a me spesso accade di limitarmi alla lettura del dispositivo o della massima, ma è assai interessante leggere la sentenza per esteso, perché richiamerò alcuni passaggi che sono particolarmente rilevanti.
Devo dire, partendo dalla fine, ma quasi come artifizio retorico, allora, l'avvocato Cagliazza, diciamo così, invoca more solito tranne un caso, il Centro 3 come una sorta di criptonite. Anzi, adesso abbiamo anche appreso che l'interpretazione, come dire, più rispondente a principi di civiltà giuridica prevedono che sostanzialmente siamo in presenza di, me lo dica, 237.000 Presidenti della Repubblica. Quanti sono gli avvocati in Italia? Perché mi sembra di capire, dovremmo aggiungere forse anche i ministri di culto. Quindi diciamo ci sono 400.000 persone in Italia che possono utilizzare il telefono come meglio credono, anche, diciamo così, nella relazione o col fedele o con l'assistito, diciamo, e in quella fase, con questa sorta di criptonite respingente, diciamo, anche se ci fosse un mandato omicidiario, diciamo, ce ne dobbiamo fare una ragione. Questa è un'interpretazione, voglio dire, peraltro dalle Camere penali sostenuta, bizzarra assai, però voglio dire, siamo in una democrazia, ciascuno può sostenere quello che vuole, poi è importante quello che decidete voi. Quindi, diciamo, per carità di Dio, non dico che non sia sostenibile, mi sembra un po' bizzarra. Anche perché la giurisprudenza, che pure forse qualche cosa conta, ha sempre, diciamo così, correttamente ricostruito il perimetro delle garanzie del 103, a cui, come sa l'avvocato Cagliazza, sono pure io affezionato, diciamo, ma non a correnti alterne. Io ancora devo capire perché non fare cazzate detto da un avvocato al suo assistito sia una pietra miliare della rilevanza e dell'utilizzabilità, ma questo è un altro paio di maniche. Tornando diciamo più precisamente al contenuto delle eccezioni svolte in questo processo, dice c'è un'altra, e questo è fascinoso questo tema, che è un tema epistemologico, perché l'avvocato, francamente, Cagliazza ci fa arretrare nel tempo di forse di diversi secoli. Sì, e perché? Perché l'avvocato pretende di enucleare una oggettività senza interpretazione. Questo è affascinante perché se voi pensate che financo nella fisica quantistica, cioè in quello che è, come dire, da un punto di vista epistemologico può essere definito, come dire, il massimo dell'oggettività, financo in cui fisica quantistica si sostiene, ma non entro nel merito, che l'osservatore incide sull'osservato nella fisica dei quanti. Ma lasciamo perdere la fisica dei quanti e torniamo all'interpretazione, diciamo così, delle nostre cose. Non esiste un'attività di conoscenza che passi attraverso una percezione di interpretazione. Percezione e interpretazione ovviamente è suscettibile di contrasto, controllo, e quella giusta sarà quella del giudice, ma sostenere che, e ci arrivo, non può ritenersi, a prescindere poi dalla lettura che fa della Floris, corpo di reato quello scambio di parole tra gli imputati nelle due intercettazioni di cui si dubita l'utilizzabilità, perché non lo sono oggettivamente, come dire, non sono chiarissime senza bisogno di interpretazione, è
errore epistemologico con la matita blu. Ma detto questo, poi vedremo che anche la lettura in realtà è molto chiara. Tra l'altro, attenzione, perché, come dire, io questo è un terreno su cui accetto la sfida, ma è un terreno di merito. È un terreno di merito, dopodiché, come dire, leggeremo alternativamente il significato di quella conversazione, offriremo dialetticamente una lettura e la saggia sintesi, la scelta, diciamo, sarà quella del tribunale. Quindi, diciamo così, c'è stato un'esondazione nella esposizione dell'avvocato del merito circa una posizione che invece è, diciamo così, antemerito. E allora andiamo a discutere dell'eccezione antemerito. Ripeto, la posizione radicale del centro 3 come usbergo impermeabile, cioè nel momento stesso, perché questa è la tesi più volte, come dire, che a me sembra lunare, però loro la sostengono ovunque, quindi ne prendo atto, la tesi che sostanzialmente nel momento in cui l'avvocato alza la cornetta e parla con il difensore, con il cliente, in quel momento bisognerebbe sostanzialmente spengere, fare qualcosa, tagliare il nastro. Poi anche se, diciamo, l'avvocato, voglio dire, parlo, come dire, per assurdo, dovesse dire vai e metti una bomba sotto casa del giudice X o del politico X, però quello lì c'è un mandato difensivo e quindi ciccio mio, quello è una roba, diciamo così, che contrasta con la logica ma soprattutto contrasta con la norma, ma lo dice la giurisprudenza, quindi non è che devo dire. Questa è la tesi che continuano a sostenere, la continueranno a sostenere e va bene così. Ma diciamo, proviamo a declinare invece, secondo un principio di maggiore ragionevolezza, qual è l'usbergo relativo e non assoluto del 103. E giustamente è legato e fondato al perimetro del mandato difensionale, cioè dell'attività tipica difensionale. Cioè, è chiaro che se il difensore dice no, guarda, tu ti devi avvalere della facoltà e non rispondere, oppure qua tu dobbiamo... quella è tutta attività, diciamo così, a parte irrilevante da un punto di vista penale, ma che proprio sta fuori, diciamo, è coperta totalmente. È l'inse, è, come dire, è il noumeno dell'attività difensionale. Benissimo, benissimo. Ma non perché quell'attività è funzionale alla difesa, diventa ex se coperta da questa guarentigia. Perché io faccio un ricorso, gli antichi, diciamo così, facevano spesso ricorso dialetticamente alla reductio ad absurdum, questo, diciamo, in epoca scolastica. Allora, cioè, sostanzialmente ipotizziamo che l'assistito stia inguaiato perché c'è un teste, lasciamo perdere il 266 primo comma, no? Stiamo facendo, c'è un teste oculare affidabilissimo, diciamo così, che lo incastra. Se il difensore, e sto facendo ovviamente, come dire, nessun difensore al mondo, ma lo sto facendo solo con spirito, come dire, dialettico, se il difensore dicesse guarda, tu sei inguaiato, non ci possiamo difendere, l'unica cosa è che elimini fisicamente il teste, allora sicuramente c'ha una connessione con gli esiti, diciamo, processuali, mettiamo per assurdo, no? Sto facendo per assurdo, chiaramente. Ha una connessione, ma
esonda, diciamo che su questo siamo tutti d'accordo, dai limiti leciti del mandato difensivo. E questo, diciamo, è difficile confutare che non debba essere così. E allora, ritornando alle due benedette telefonate, qual è la... Attenzione, perché voi dovete, in questo momento, non state valutando se la tesi accusatoria è fondata o non è fondata, è supportata da elementi probatori idonei oppure no. Questo lo farete in sentenze. La prospettazione dell'accusa è semplice. La prospettazione dell'accusa è: Franco deve dare false giustificazioni a tutta una serie di movimenti che la procura gli contesta come indebiti. Ha necessità di levare di mezzo, ecco, utilizzo questo termine, levare di mezzo una relazione, di quelle relazioni che formulavano, che veniva data sostanzialmente in doppia copia, cioè una copia ce l'aveva Franco, un'altra, diciamo, depositata presso gli uffici, eccetera, eccetera, seppur non protocollata, ma questo è un fatto formale che non fa venir meno, come dire, l'incorporazione di questa annotazione negli atti della pubblica amministrazione. Okay? Bisogna fare sparire, perché in quella relazione c'è scritta una cosa assolutamente distonica rispetto a quello che io sto sostenendo davanti al giudice, anzi nell'ambito delle attività difensive che mi servono per neutralizzare l'accusa. Questo è il fatto. Nella prospettazione dell'accusa questo fatto viene realizzato in concorso. Voi sapete che noi non siamo come il sistema tedesco, il sistema francese, noi non abbiamo dei concorsi nominati, noi la clausola generale del 110 assorbe qualsiasi tipo di attività che eziologicamente comporta la realizzazione il perfezionamento di quella fattispecie. Qui abbiamo una classica situazione in cui c'è un soggetto che codetermina, perché l'interesse è comune, codetermina un altro a fare un'azione materiale, cioè quella di sopprimere l'originale che, se ancora in giro, hai visto mai che qualche sostituto procuratore poi lo va a recuperare? E poi è un guaio. Ok? Quindi, diciamo, abbiamo un'attività di concorso e il concorso di un istigatore che dice all'altro vai e strappa quel foglio, l'agire, diciamo così, se dobbiamo diversificare i frammenti dell'azione, l'agire dell'istigatore in che cosa consiste? Consiste nel enunciare questo invito, e l'invito peraltro nel caso di specie è enunciato con una certa enfasi, perché tra l'altro lì bisognava, come dire, altrimenti non si depositava, ma poi lasciamo perdere, poi dirò in discussione perché anche la tempistica ha una sua rilevanza. Quindi vive quell'azione criminale nel detto, nell'altro l'azione criminale vive nello strappato. Insieme è un unico reato. Ok? Allora, detto questo, non si può revocare in discussione, e prenderò spunto dalla Floris, che, diciamo, che non è un Giano bifronte, cioè che va bene alla difesa e all'accusa, va solo semplicemente letta integralmente. Dice la Floris, cito questo passaggio. Poi è il caso che ha occasionato la Floris è bellissimo, perché sono due militari che mettono la prima per scassare la macchina, cioè una roba, diciamo, quasi bizzarra, perché poi le occasioni anche delle sezioni unite sono le più bizzarre. E lì il problema è che c'era l'intercettazione che loro avevano scassato la macchina, diciamo, questo è
come dire, la ciccia di quella sentenza, perché quelli erano due carabinieri non proprio fedeli che facevano un po' di tutto, gli mettono la cimice in macchina e, come dire, a quel punto la procura militare, come dire, si eccita e organizza anche, come dire, una d'altronde è così, anche un reato militare tipico che è quello diciamo, della distruzione di manufatti militari, non lo so, sono incompetente. Allora, leggiamo un passaggio della Floris. Quindi qua noi avevamo quella intercettazione, era veramente la fotografia, scusate, diciamo così, l'audio di un reato che si era consumato nella sua materialità. Si era pure discusso, è bellissimo, se il rumore del motore potesse essere utilizzato a prescindere, insomma ci sono tutta una serie di perversioni tipiche di noi legulei. Dicevo che c'è questo passaggio, poi ovviamente, peraltro, dice la Cassazione, risulta del tutto pacifico, sia in giurisprudenza, e qui c'è una teoria di Cassazione citata, che in dottrina, in relazione a determinati reati nei quali la condotta criminosa assume carattere dichiarativo, aperta parentesi, falsità ideologica, falsa testimonianza, calunnia, simulazione di reato e altri, che il supporto cartaceo o la registrazione che contiene l'elemento dichiarativo che integra una delle fattispecie criminose citate costituisce corpo di reato, in quanto tale soggetto al disposto di cui all'articolo 235 CPP. Si deve pertanto affermare che la registrazione o trascrizione del dato dichiarativo o comunicativo che integra la fattispecie criminosa costituisce corpo del reato che, in quanto tale, deve essere acquisito agli atti del procedimento ai sensi del 41. Allora, il principio è chiaro. Il principio è chiaro. Ed è chiara la condotta nel suo dipanarsi. La interpretatio abrogans dell'avvocato Cagliazza dice che diciamo anche questa è, per carità, da par suo è abile nella esporre, ma diciamo così è fantasmagorica, è quella che sostanzialmente solo i rari casi, perché quanti ce ne abbiamo nel codice penale di istigazioni a delinquere diciamo che valgono ex se, diciamo presi, cioè istigazioni non accolta ce ne sono pochissimi, 3, 4, 5 fattispecie, diciamo, andando a raspare forse nel penale speciale ne troviamo qualcun altro. No, aspetta, no, è perché quello dico, cioè secondo diciamo questa interpretazione, diciamo, al di fuori di questa ipotesi non avrebbe ragione di entrare. Non è un fatto quantitativo, è un fatto, come dire, non corretto da un punto di vista fenomenologico, perché la Cassazione ci dice, e non si può offrire interpretazione diversa, che quando, diciamo così, quella dichiarazione, quel dichiarato, è, come dire, parte del contenuto dell'azione, perché non è, diciamo, ovviamente l'azione non si esaurisce nel dichiarato, ma quel dichiarato rappresenta la partecipazione concorrente di uno degli autori del reato. Quello lì, siccome, diciamo, come si fa a concorrere in un falso per soppressione? Come si fa? Lo si dice, lo si induce, lo si invita, lo si sollecita.
naturalisticamente la responsabilità penale secondo la clausola generale del 110, perché avrebbe ragione in Germania, avrebbe ragione in altri sistemi dove, come dire, il determinatore, cioè c'è, come dire, divisa la partecipazione del concorrente, ma nella clausola generale del 110, se ontologicamente, naturalisticamente non si può che essere correi attraverso una dichiarazione, la dichiarazione, se viene registrata, è corpo di reato. Non ci sono alternative possibili alla corretta interpretazione. Leggetevi la Floris dall'inizio alla fine. Ed allora, ricapitolando, ad avviso di questo ufficio è fuori discussione che quelle 2 intercettazioni che rappresentino corpo di reato e come tale già di per sé debbano essere, a prescindere da ogni questione 266, primo comma, secondo comma, cavallo, non cavallo, diciamo così, entrano. E poi, diciamo così, a forziori, per quello che vi ho detto, diciamo non in maniera molto succinta all'inizio del mio intervento, c'è, come dire, una piena utilizzabilità, anche volendo diversamente opinare. Si tratta di reati per i quali peraltro è concessa e permessa l'intercettazione telefonica, perché sono reati di falso, sono reati di falso, per cui è permessa la intercettazione ai sensi del 266 primo comma, e quindi, diciamo, anche a diversamente opinare sono utilizzabili in quanto nel medesimo procedimento con connessione tra gli altri fatti. Sul 100D ho detto anche troppo per dire che ovviamente diciamo, esula questa attività di concorrente nella soppressione di un atto pubblico, per fortuna non è un'attività, e per fortuna, e lo dico, diciamo, come dire, col massimo rispetto che ho della libera professione e della professione di avvocato, per fortuna credo che tutti siamo convinti nel sostenere che esula dall'attività defensionale tradizionale. Ma lei ha produzioni mi riservo di produrre un po' di decreti, cose varie, perché ovviamente sono stati, e che devo fare? Nel senso, non è che ho i decreti di intercettazioni in tasca, posso produrre, tanto è tutto materiale che, diciamo, è a conoscenza della... No, ma insomma io farei una produzione in cancelleria, si tratta semplicemente del decreto di autorizzazione, delle iscrizioni. Sì, ma vi faccio un avviso, anche informale, non è quello, cioè per evitare un'ulteriore udienza solo per questo deposito, insomma, questo è. Oppure, prego. No, dica, voleva aggiungere qualcosa? No, va benissimo. No, ci chiediamo anche come possiamo decidere la questione senza avere il testo almeno informale, della trascrizione di 2 conversazioni. No. Le ha allegate? No, non le abbiamo fatte trascrivere. Le produco io. Non le abbiamo fatte trascrivere. Abbiamo sospeso le trascrizioni proprio di queste 2, capisce? Sì. Io... E quindi... infatti. Erroneamente cancellata. Sì. Le produco io, sono... Benissimo. Bene. Allora, cosa servono? 10-15 giorni per il resto? Tanto noi andiamo poi a settembre, no? Mi pare. Pure di più, cioè non devo tirare fuori... No, la faremo a settembre sicuramente. Sì, no, non ci vediamo prima. Ma la difesa avrà interesse a controdedurre rispetto alle produzioni documentali perché il PM produrrà decreti intercettivi, non null'altro. Eventualmente potete depositare una memoria a seguito. Sì, esatto, una memoria nei 10 giorni precedenti l'udienza di settembre per interloquire. Anche un attimo prima di 10 giorni allora. Sì, Alla giusto, fine sì. tutti avete tempo perché il tribunale. Corretto.
io non parlo più, ho già parlato, io semplicemente produco fotocopie. Allora, diamo atto che il Ministero chiede un termine per poter corredare la sua opposizione. 30 giorni, va bene, Ministero? Che il Tribunale fissa in giorni 30. Dunque, tanto per aggiornarci, noi riprendiamo che cos'era? Il 21 settembre la prossima udienza, è corretto? Sì, 21. E poi Dunque, il verbale era qua. 21 settembre 9:30, sì. 31 agosto, primo settembre per la eventuali... 1 agosto No, entro non si può il... sentire. Ah, sì. Entro. Vale 31 luglio. Entro il 3, non so quando riprende il periodo, 3 settembre, insomma, dateci 15 giorni. Tanto non avremo Sì, niente, va benissimo. non credo che ci sarà. Diciamo termine alla difesa Sì. entro il 3 settembre per eventuali osservazioni sulle produzioni scritte sulle persone del pubblico ministero. Il Tribunale si riserva naturalmente all'esito la decisione. Comunque 21 settembre Presidente, io cito i 2 testi che oggi fine testi, esatto, di Rocco e Matarazzo. difesa Soricelli. Presidente, fine testi, prego. Sì, per quanto riguarda i testi oggi citati, Baldacchino giustificato già depositato, documento al collegio anche la citazione del vice questore aggiunto, oggi primo dirigente a Torino del commissariato, dottor Carlo Bianchi, il quale pur avendo trasmesso personalmente come primo dirigente a me, a Via PEC, la notificas stesso con tanto di velata, ha ritenuto non opportuno presenziare. Lo fa perché vuole che lo citi il Tribunale? No, lo ricito allora io, non, penso. Allora non serve. Non c'è guardi, bisogno di non c'è documentarlo, bisogno, perfetto, no, grazie. Non c'è bisogno. Va bene. I testi che aveva citato erano gli unici che E poi intendeva... riservo un consulente, laddove eventualmente fosse necessario, il consulente inserito in lista D'accordo, testi. allora fine testi difesa Franco con riserva sull'eventuale esame di un consulente. Dopodiché abbiamo ancora le liste testi, Ardovini, Simonetti e anche Aiò, dipendono dalla sorte, avvocato, della nostra... Della vostra decisione. Però testi difesa Simonetti e Ardovini potremmo metterli in programma. Questa difesa Simonetti. Sì, perché abbiamo comunque una mezza giornata a disposizione. Manda altresì alle difese Ardovini e Simonetti per la citazione dei propri testimoni. Ne hanno preso atto i difensori? Sì. Quindi anche i testi di Simonetti, Presidente, E Ardovini. Ardovini, grazie. Sì, i miei saranno brevissimi, Presidente, come oggi. Punto per quello che sfruttiamo tutto il tempo. Invita le parti a ricomparire senza ulteriori avvisi. Ministero poi a seguire c'è una discussione che la riguarda, lo sanno, su questo giorno. Non oggi. È alle 9:30. 21 c'ho la discussione, sì. Noi ci vediamo alle 9:30 in quest'Aula. Presidente, chiedo 9:30, scusa. 21 settembre. Per il 17 giugno, dove abbiamo l'audizione, l'inizio Consip, quante ore è solo dedicato a quella vicenda? Presidente, scusate, non mi sono dimenticato, prima avevo fatto riferimento alla sentenza di condanna di primo grado di Franco, non so se C'era, ma ce la ridia. mi sembra di aver però È anche citata nell'imputazione. No, abbiamo in calendario Daloia, Vucetic, Fitto e
De Rosa e abbiamo tutta la giornata a disposizione per il processo. Ok, quindi Per Russo. Dove la mia penna? 17. Ma diciamo se ne facciamo uno il resto è vero che è solo la posizione. Sì, perché in realtà no, hai ragione, perché dobbiamo fare. perché per Russo c'era la riserva di. Giusto? No, allora sì, non so se riesco a farli tutti, però no. Però prepariamo anche il controesame allora. Ok, no, era perché infatti avevo chiesto al dottore se andava preparato di tutti i testi. Perché la riserva sostanzialmente la sciogliamo quel giorno, praticamente ormai era inutile, aveva senso scioglierla prima, se riusciamo a anticipare prima eventualmente il complemento in caso. Sì, Siccome comunque non c'è spazio per anticiparlo, quindi sarà calibrata solo sui capi di imputazione che non riguardano le eccezioni. Sì, E quindi per noi. per cui ci sarà tipo, non so, Vucedic che fa l'esame e il controesame e poi ritornerà per il resto. Ok. No, era questo. No, Era solo per organizzare anch'io il controesame, grazie Presidente. Sì. Perché ne avevamo parlato con il dottor Palazzi prima. Arrivederci, grazie. Buona giornata, arrivederci, grazie.